Questo sembra un teatro. Questo sembra storie rappresentate. Ma questa succede ogni giorno. Forse succede nella tua casa, forse succede con qualcuno che conosci, forse succede nella tua famiglia. Questo sembra un teatro. Ma forse mentre questo teatro stava essendo rappresentato, tu ti sei guardato, tu ti sei visto. E queste storie sembrano storie finite. Matrimoni finiti, bullying, vizi, suicidio, depressione. Sembra che non c'è una soluzione. Ma io voglio raccontarti un'altra storia. Un'altra storia che ci porta speranza. Un giorno è nato il Salvatore. Un giorno è nato il Salvatore. E non c'è storia che Lui non possa cambiare. E non c'è famiglia che Lui non possa restaurare. E non c'è vizio che Lui non possa vincere. Un giorno è nato il Salvatore. E oggi noi vogliamo chiamare e dichiarare il nome di nostro Salvatore su queste persone e sulla vita di ognuno di voi, di ognuno di noi. Noi vogliamo dichiarare il nome del nostro Salvatore. Noi vogliamo dichiarare il nome di Gesù su ogni famiglia distrutta, su ogni casa distrutta, su ogni vizio, su ogni vita in depressione. Perché da quando è nato il Salvatore c'è speranza, perché da quando è nato il Salvatore c'è pace per la tua casa, c'è pace per la tua vita. Noi vogliamo chiamare il nome di Gesù. C'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezierà, ci donerà speranza e libertà. Solo Gesù, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sai. Sopra la paura e l'ansietà
autorità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. In che potenza e guarigione c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In che potenza e guarigione c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Amen. Amen, un bellissimo teatro che credo possa aver parlato al cuore di molti di noi qua presenti. Come è stato detto, questa poteva essere solo una rappresentazione teatrale, ma tutto quello che è stato rappresentato qua sono cose che purtroppo avvengono ogni giorno in molte case, in molte famiglie, ma noi abbiamo un principe di pace che può portare pace alle nostre vite, che può portare pace alle nostre case. Amen. In questo momento voglio lasciarvi un breve messaggio. Chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 2. Ok. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 2. Dal versetto 1 in avanti dice così: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farci registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria.
todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo sentire qualcosa che possa venire da te, qualcosa che possa portare pace ai nostri cuori, alle nostre vite, Signore. Io ti chiedo che tu possa avere la libertà, che il tuo spirito possa avere la libertà di ministrare oggi ai nostri cuori, ma qualcosa che porti un vero frutto nelle nostre vite. Fai sì, Signore, che possiamo lasciarci trasformare, cambiare da te come tu ci vuoi, che questa serata in cui celebriamo la tua nascita possa essere una nuova nascita anche nelle nostre vite. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Oggi 23 dicembre Hoje, dia 23 de dezembro, è Natale. é Natal. Non è il 23 dicembre, no? Não é 23 de dezembro, Ma non è neanche il 25 di dicembre. mas não é nem o dia 25 de dezembro. Noi sappiamo che Gesù non è nato il 25 dicembre. Sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. È stata messa questa data, Essa data foi colocada. è una data che può andare bene per tutti. É uma data que vai bem para todos. Mi ricordo le prime volte che venivo in chiesa, Eu me lembro as primeiras vezes que eu vinha na igreja. c'erano alcune persone che dicevano che noi dovremmo festeggiare il Natale ogni giorno, Tinha algumas pessoas que diziam que nós deveríamos celebrar o Natal todos os dias, non solamente il 25 dicembre, não somente dia 25 de dezembro, perché ogni giorno dovremmo celebrare la nascita del nostro Salvatore. porque todos os dias deveremos celebrar o nascimento do nosso Senhor. E è vero, noi dovremmo festeggiare ogni giorno la nascita di Gesù, E é verdade, todos os dias devemos celebrar o nascimento de Jesus. ma è anche vero che è bello e giusto prendere un giorno Mas é verdade que é legal e justo pegar um dia in cui noi possiamo festeggiare questo evento bellissimo, para que possamos celebrar esse evento lindo, questo evento fondamentale per tutti quanti noi. esse evento fundamental para todos nós. Si dice che la Pasqua è la festa più importante per i cristiani, no? Se diz que a Páscoa é a festa mais importante para os cristãos. Gesù che è morto e è risorto. Jesus que morreu e ressuscitou. Ma io ho sempre avuto un amore speciale per il Natale, Mas eu sempre tive um amor especial para o Natal. perché se non ci fosse stato il Natale non ci sarebbe stata la Pasqua. Porque se não tivesse tido Natal, não teria Páscoa. E quindi è bello oggi che noi possiamo riunirci Então é bonito hoje nós nos reunirmos come uno in Cristo como um em Cristo e celebrare questo grande giorno, e celebrar esse grande dia. festeggiare veramente questo grande giorno. Festejar esse grande dia. Oggi deve essere una festa. Hoje tem que ser uma festa. Mi ricordo una predica una volta del presbitero Sandro Eu me lembro uma vez uma pregação do presbítero Sandro in cui ha detto Natale è il compleanno di Gesù. que ele disse: Natal é o aniversário de Jesus. E quindi in un compleanno che cosa si fa? Então o que se faz em um Si aniversário? festeggia. Se celebra, se festeja. Oggi siamo qua per festeggiare il nome di Gesù, E hoje estamos aqui para celebrar o nome de Jesus. questa data importante della sua nascita. Essa data importante do nascimento. Indipendentemente che sia il 25 dicembre o il 3 marzo, Independente que seja dia 25 de dezembro ou 3 de março. festeggiamo questo evento bellissimo. Celebramos esse evento lindo. E perché Gesù è venuto sulla terra? E por que Jesus veio até a Terra? Perché oggi noi dovremmo festeggiare il Natale? Porque hoje deveríamos celebrar o Natal. Ci sono tantissimi motivi, no? Per cui Gesù è venuto sulla terra. Tem tantos motivos do porquê Jesus veio até a Terra. Un motivo, ad esempio, quale potrebbe essere? Um motivo, por exemplo, qual poderia ser? Chiesa, Igreja. rispondete a questa domanda difficilissima. Pode responder essa pergunta difícil. Risponde sempre la Grace, non voglio sentire più la A Grace, Grace rispondere sempre alle responde. domande Já chega. dal pulpito. No? Quale potrebbe essere un buon motivo per cui Gesù è venuto sulla terra? Qual poderia ser um bom motivo porque Jesus veio até a Terra? Per salvarci. Para nos salvar. Motivo primo, fondamentale, il più importante, per salvarci. Primeiro motivo fundamental mais importante, para nos salvar. Ma ci sono altri motivi per cui Gesù è venuto in mezzo a noi, no? Mas tem outros motivos do porquê Jesus veio até aqui. Quali potrebbero essere altri motivi? Quais poderiam ser? Per
per guarire persone, sì, per fare miracoli e guarire persone, sì. Para curar, fazer milagres nas pessoas, sim. Sia fisicamente che anche spiritualmente. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ci sono altri motivi, ad esempio il motivo sicuramente è quello di essere un esempio. Tem outros motivos, por exemplo, de ser um exemplo. Abbiamo parlato prima con la presentazione di João Miguel che noi dobbiamo essere un esempio per i nostri figli, Com a apresentação do João Miguel, a gente disse antes que deveríamos ser um exemplo para os nossos filhos. ma noi genitori il nostro esempio lo dobbiamo prendere da Gesù. Mas nós, pais, devemos pegar o exemplo de Jesus. E in realtà tutti quanti noi dovremmo sempre avere il nostro esempio in Gesù. E todos nós deveríamos ter como exemplo Jesus. Gesù è venuto per essere un esempio. Jesus veio para ser um exemplo. Gesù è venuto per darci una nuova legge. Jesus veio para nos dar uma nova lei. No, quando Gesù è venuto ci ha dato una nuova legge. Quando Jesus veio, ele nos deu uma nova lei. Ma c'è un altro motivo per il quale Gesù è venuto, Mas tem outro motivo do porquê ele veio. di cui io voglio parlarvi questa sera, E eu quero falar para vocês hoje. perché è di questo che oggi noi stiamo parlando. Porque é disso que nós estamos falando hoje. Gesù è venuto sulla terra in mezzo a noi Jesus veio na terra, no nosso meio, per mostrarci un regno, para mostrar um reino. per mostrarci un regno nuovo, Um reino novo. un regno diverso. Um reino diferente. E per questo motivo E por esse motivo, Gesù ha sofferto tutte queste persecuzioni. Jesus sofreu todas essas E i persecuções. cristiani hanno sofferto e soffrono tutte queste persecuzioni. E os cristãos sofreram e sofrem essas persecuções. Quando Gesù era appena nato, Quando Jesus acabou de nascer, visto che stiamo parlando del Natale, já que estamos falando do Natal, se vi ricordate il re Erode che era re in quella zona in cui è nato Gesù, se vocês lembram do rei Herodes, que era rei na região em que Jesus nasceu, ha saputo che era nato un nuovo re, ele soube que nasceu um novo rei, che avrebbe fatto un nuovo regno. que teria um novo reino. E il re Erode ha avuto paura. E o rei Herodes ficou com medo. Vi ricordate che cosa ha fatto? Vocês lembram do que ele fez? Ha sterminato tutti i bambini piccoli Ele matou todas as crianças pequenas per riuscire a eliminare la minaccia di un nuovo regno. para conseguir eliminar a ameaça de um novo reino. I romani hanno perseguitato i cristiani per tantissimo tempo Os romanos perseguiram os cristãos por muito tempo, perché avevano paura di un nuovo regno. porque tinham medo de um novo reino. Perché i giudei dicevano arriverà un liberatore Porque os judeus diziam: vai chegar o libertador, e ci libererà dall'oppressione del nemico, que irá nos livrar da opressão do inimigo. che a quel tempo erano i romani, no? Que naquele tempo eram os romanos. E quindi i romani per paura del nuovo regno, Então os romanos, por medo de um novo di reino, questo liberatore, desse libertador, hanno perseguitato la Chiesa per secoli. por séculos perseguiram a igreja. E i giudei dall'altra parte, E os judeus, da outra parte, che vedevano in questo liberatore, que viram nesse libertador, pensavano che doveva essere a capo di un esercito, eles criam que deveria ser um chefe do exército, un grande re che veniva per distruggere tutti i nemici. um grande rei que vinha para eliminar todos os inimigos. Quando hanno visto Gesù, Quando viram Jesus, che era nato in una mangiatoia perché non c'era posto in un albergo, que nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar na hospedaria, hanno detto questo qua non può essere il Messia. eles disseram: esse daqui não pode ser o Messias. Lui sta bestemmiando dicendo che è figlio di Dio. Ele está blasfemando, dizendo que é filho de Deus. Crocifiggiamolo. Vamos crucificá-lo. Ognuno aveva un'idea di questo regno, no? Cada um tinha uma ideia desse reino, Ma tutti loro stavano sbagliando. mas todos eles estavam errando. Perché se Gesù era il liberatore che i giudei stavano aspettando, Porque se Jesus era o libertador que os judeus estavam esperando, ma non era venuto a liberare il popolo giudeo dai romani, mas ele não veio libertar os judeus dos romanos. era venuto a liberare tutti quanti noi dal peccato. Ele veio para libertar todos nós dos pecados. Questo è il liberatore, questo è il Messia che stavamo aspettando. Esse é o libertador, esse é o Messias que estávamos E esperando. lui non è venuto con un esercito, con grandi armi o cose del genere. Ele não veio com exércitos, muitas armas e coisas do tipo. Lui è venuto con un'arma, Ele veio com uma arma, la pace. a paz. L'arma di Gesù A arma de Jesus era la pace. era a paz. E Isaia, il profeta Isaia, E o profeta Isaías, aveva già profetizzato tutto questo. ele já tinha profetizado tudo isso. La nascita di Gesù e il suo regno di pace. O nascimento e o reino de paz de Jesus. In Isaia, il capitolo 9, Isaías capítulo 9 c'è scritto così: está escrito: poiché un bambino ci è nato, porque um menino nos nasceu, un figlio ci è stato dato, filho nos foi concedido. e il dominio riposerà sulle sue O spalle. governo está sobre os seus ombros. Lui sarà chiamato consigliere ammirabile, E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Dio potente, Deus forte, Padre eterno, Pai eterno, principe di pace. príncipe da paz.
per dare incremento all'impero o seu domínio aumentará e una pace senza fine al trono di Davide e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e al suo regno. e sobre o seu reino. Questo è il regno che Gesù era venuto a mostrarci, Esse era o reino que Jesus veio para nos un mostrar. regno di pace Um reino de paz, in cui Lui em que Ele è il principe di questa pace, é o príncipe dessa è paz, il re di questa pace. é o rei dessa paz. E forse tu ti chiederai, Talvez você está se perguntando, ma io non vedo questo regno di pace. mas eu não estou vendo esse reino de paz. Gesù è venuto, Jesus veio, io sono cristiano, eu sou cristão, ho accettato Gesù già da tanto tempo nella já mia aceitei vita, faz tempo Jesus na minha vida, ma non vedo questo regno di pace. mas não estou vendo esse reino de paz. Io soffro tribolazioni tutti i giorni. Todos os dias eu sofro tribulações. Quanti possono dire che vivono nella piena pace qua? Quantos podem dizer que vivem na plena paz? Nessuno. Ninguém. E sapete, Gesù Vocês sabem, Jesus non ci ha mai nascosto questo. nunca escondeu isso de nós. Lui ha detto: nel mondo avrete tribolazione, Ele disse, no mundo vocês terão aflições, ma fatevi coraggio, mas tenham bom ânimo. fatevi forza, Sejam corajosos, perché io ho vinto il mondo. porque eu já venci o mundo. Ok, ma se Gesù è il principe di pace Se Jesus é o príncipe da e paz, lui ha già vinto il mondo con le sue tribolazioni, e ele já venceu o mundo com as suas tribulações, perché io non sto vivendo questa pace? então por que eu não estou vivendo essa paz? Forse Gesù ci sta parlando della vita eterna, del futuro. Talvez Jesus não está falando da vida eterna, do futuro. Sicuramente nella vita eterna noi vivremo nella piena pace, Com certeza, no futuro nós viveremos a plena paz. ma il regno che Gesù ci sta mostrando, Mas o reino que Jesus nos está questo mostrando, regno di pace, esse reino de paz, è qualcosa che noi possiamo vivere qua ogni giorno. é algo que nós podemos viver todos os dias. Gesù non si sta riferendo solo all'eternità, Ele não está falando só da eternidade. Gesù sta parlando della tua vita oggi, Ele está falando da tua vida hoje. soltanto che noi, Só que nós, il mondo, o mundo, ci mette un'idea di pace coloca uma ideia de paz che non è l'idea di Gesù. que não é a ideia de Jesus. L'idea di questo regno di pace A ideia desse reino de paz è diversa dalla pace come noi oggi intendiamo. é diferente da paz que a gente sabe hoje. E il teatro che abbiamo visto è una prova di questo, E o teatro que a gente viu é uma prova disso. perché le persone entrano in questi stati Porque as pessoas entram nesse estado perché cercano la pace. porque procuram paz. Ci sono persone che magari per problemi che hanno avuto in famiglia, Tem pessoas que talvez por problemas na família, con moglie, marito, con i genitori, con i figli, marido, mulher, filhos, pais, entrano in un mondo di vizi, entram em um mundo de vícios, entrano in un mondo di droghe, mundo de drogas, nell'alcolismo. do álcool. Ci sono persone che per sentire questa pace Pessoas que para sentir essa paz iniziano a bullizzare altre persone, começam a fazer bullying com as outras per pessoas. sentirsi forti, per sentirsi superiori, Para se sentir forte, superior, cominciano a fare del male agli altri. começam a machucar os outros. Ci sono persone che per sentire la pace Pessoas que para sentir a paz decidono di togliersi la vita, decidem tirar a própria vida, perché dicono: questo mondo mi dà solo problemi, porque dizem esse mundo só me dá problemas. se io muoio Se sarò eu in morro, pace, sarò in pace. vou estar em paz. Questa è la pace come il mondo oggi ci insegna che deve essere, Essa é a paz como o mundo nos ensina que é hoje. la ricerca dell'assenza di problemi, A procura da nada de problema, la ricerca di essere senza problemi. a procura de ser sem problemas. Io ho vissuto questo nella mia vita quando ero più giovane, Eu vivi isso na minha vida quando eu era mais jovem. ho avuto diverse difficoltà nella mia vita familiare, Tive várias dificuldades na minha vida familiar. quando ero adolescente. Quando eu era adolescente, Ho trovato un rifugio, eu encontrei um o refúgio. meglio pensavo di aver trovato un rifugio, Ou melhor, achei que tinha encontrado um refúgio. nel fumo, nelle droghe, nell'alcol, No fumo, nas drogas, no álcool. perché erano tutte cose che portano pace alle nostre vite, Porque eram coisas que trazem paz para as nossas vidas. o almeno il mondo ti fa pensare che portino pace. Ou pelo menos o mundo faz você achar que traz paz. Ma non è questa la pace che Gesù ha per noi. Mas não é essa a paz que Jesus tem para nós. La pace non è l'assenza di problemi. A paz não é a ausência de problemas. C'è un episodio nella parola di Dio Tem um episódio na palavra de Deus in cui i discepoli, gli apostoli di Gesù sono con Gesù sopra una barca em que os discípulos, os apóstolos de Jesus estão com Jesus num barco. e finché sono in mare arriva una tempesta
e chega uma tempestade. E io mi immagino la barca che si riempiva di acqua, veniva buttata di qua e di là dalla tempesta. Eu imagino o barco que estava se enchendo de água para lá e para cá pela tempestade. E la Bibbia ci dice che gli apostoli erano disperati. E a Bíblia nos diz que os apóstolos estavam desesperados. Io posso pensare che qualcuno volesse buttarsi in mare per salvarsi dalla tempesta, Eu no? posso até pensar que alguém poderia até se jogar na água para escapar da tempestade. E sapete che cosa stava facendo Gesù durante tutto questo? E vocês sabem o que Jesus estava fazendo durante tudo isso? Gesù stava dormendo. Jesus estava dormindo. E a un certo punto gli apostoli sono andati da Gesù: ma cosa stai facendo? Stai dormendo? Vieni a E salvarci. os apóstolos chegaram até Jesus e perguntaram: o que você está fazendo? Vem nos salvar. E Gesù, sapete cosa gli ha risposto? Jesus sabe o que ele respondeu? Uomini di poca fede. Homem de pouca fé. Dopodiché Gesù si è alzato e ha fermato la tempesta. Depois Jesus levantou e parou a tempestade. Ma Gesù non ha detto uomini di poca fede Mas Jesus não disse homens de pouca fé ai suoi apostoli, aos apóstolos, perché avevano poca fede che Gesù potesse salvarli. porque tinham pouca fé que Jesus poderia salvá-los. Al contrario, gli apostoli sapevano che Gesù poteva salvarli. Pelo contrário, os apóstolos sabiam que Jesus poderia salvá-los. Per questo sono andati a svegliarlo. Por isso que o acordaram. Perché allora Gesù gli ha detto uomini di poca fede? Então por que Jesus disse homens de pouca fé? Perché loro dovevano imparare da Gesù. Porque eles deveriam aprender com Jesus. Dovevano restare in pace in mezzo alla tribolazione. Deveriam ficar em paz em meio à tribulação. La pace che ci insegna Gesù, questo principe di pace, A paz que nos ensina esse príncipe de paz. questo regno di pace che può vivere in noi oggi. Esse reino de paz que pode habitar em nós hoje. Non è l'assenza di tribolazione. Não é ausência de tribulação. Questo non ci sarà mai. Isso nunca vai ter. Gesù l'ha detto. Jesus Avrete disse: tribolazione. vocês terão tribulações. Ma Gesù ci vuole insegnare che in mezzo alle tribolazioni Mas Jesus quer nos ensinar que em meio às tribulações, noi possiamo avere pace. nós podemos ter paz. C'è scritto nella parola di Dio che la pace di Dio supera ogni intendimento. Está escrito na palavra de Deus que a paz de Deus supera cada entendimento. La pace di Dio supera ogni intelligenza. A paz de Deus excede todo entendimento. È incomprensibile capire come noi possiamo rimanere in pace in mezzo alle tribolazioni. É incompreensível como nós podemos ficar em paz em meio à tribulação. Non possiamo arrivarci con la nostra testa. Não podemos chegar até isso com a nossa mente. Ma Gesù ci sta dicendo: Mas Jesus nos está dizendo: se tu ti affidi a me, se você coloca a tua vida nas se minhas tu ti mãos, affidi a questo principe di pace, se você coloca a tua vida nesse príncipe de paz, io ti mostrerò un regno fatto di pace. eu vou te mostrar um reino feito de paz. Tu potrai vivere la pace in mezzo alle tue afflizioni. Você poderá viver paz em meio às tuas aflições. Come fare questo? Como fazer isso? Affidandoti a Dio, Colocando a tua vida nas mãos de Deus, affidandoti a Gesù, confiando em Jesus. mettendo preghiere a Lui, Oração para Ele, cercando risposte nella parola di Dio, procurando resposta na palavra de Deus, consegnando la tua vita a Gesù. entregando a tua vida a Jesus. Se tu ti affidi a Lui, Se você confia nele, se tu ti affidi a questo principe di pace, se você se coloca nas mãos desse príncipe de paz, tu potrai vivere pace in mezzo alle tue afflizioni. você vai poder viver paz em meio às tuas aflições. Le afflizioni non termineranno. As aflições não vão terminar. Non pensare che tutto si risolverà dall'oggi al domani nella tua vita. Não pense que tudo na tua vida vai se resolver do Hai hoje ao problemi amanhã. finanziari? Tem problemas Ce li financeiros? avrai anche domani. Você vai ter amanhã também. Hai problemi nella tua casa? Problemas na tua casa? Le cose non si risolveranno in un giorno. As coisas não vão se resolver em um dia. Hai problemi come quelli che abbiamo visti qua, di vizi, depressione. Problemas como a gente viu de vícios, depressão, Probabilmente non si risolveranno fino a domani mattina. provavelmente não vão se resolver até amanhã de manhã. Ma Gesù ti sta dicendo che questa sera, Mas Jesus está te dizendo que hoje, se tu decidi di affidare la tua vita a Lui, se você decide entregar a tua vida a Ele, se tu decidi di lanciare su di Lui le tue preoccupazioni, le tue afflizioni, se você decidir entregar, jogar sobre Ele as tuas aflições, tu sentirai pace você vai se sentir em paz. in mezzo a tutto questo. Em meio a tudo isso, Tu non ti preoccuperai più di niente, você não vai se preocupar com nada. perché se Dio è per te, Porque se Deus é por você, cosa potrà essere contro di te? que poderá ser contra você? Se Dio è in te, Se Deus está em você, quale situazione ti potrà turbare? que situação pode te turbar? Non esiste gigante, ostacolo, nemico che può vincere contro il potere di Dio. Não existe gigante obstáculo que pode vencer o poder de Lui ha Deus. già vinto il mondo. Ele já venceu o mundo.
Ma se tu ti affidi a Lui, Mas se você confiar nele, solo se tu ti affidi a Lui, só se você confiar nele, tu potrai sentire questa pace. você vai poder sentir essa paz. Il mondo non ti offre ciò che Dio ti offre. O mundo não vai te oferecer o que Deus te oferece. Gesù ti dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Jesus disse: vos deixo a minha paz vos dou. Io non ve la do come il mondo ve la dà. Eu não a dou como o mundo a dá. La pace di Gesù non è la pace del mondo. A paz de Jesus não é a paz do mundo. Il mondo vuole farti credere che la pace sia l'assenza di problemi. O mundo quer que você acredite que a paz é a ausência de problemas. Non cascare in questa trappola. Não acredite nisso. Non è questo. Não é isso. I problemi continueranno. Os problemas vão continuar. Ma con Gesù Mas com Jesus, tu potrai sentire pace você vai poder sentir paz in mezzo a questi problemi. em meio a esses problemas. Amen. Amém. E c'è una cosa ancora più grande che Gesù ci chiede di fare. Tem uma coisa ainda maior que Jesus nos pede para fazer. Tu che hai consegnato questa tua vita a Gesù. Você que entregou a tua vida a Jesus. Tu che hai consegnato le tue preoccupazioni a Lui. Você que entregou as suas preocupações a Ele. Tu che già hai sperimentato la pace di Dio nel tuo cuore, anche in mezzo all'afflizione. Você que já experimentou a paz de Deus em meio à aflição. Gesù ci chiede una cosa. Jesus nos pede uma coisa. È la stessa cosa che ha chiesto ai suoi apostoli quando li ha inviati di casa in casa a predicare. É a mesma coisa que ele pediu para os seus apóstolos quando os enviou de casa em casa a pregar o evangelho. Gesù gli ha detto così ai suoi apostoli. Jesus disse assim aos apóstolos: Ogni volta che andate in una casa, cada vez que vocês entrarem em uma casa, la prima cosa che dovete fare a primeira coisa que vocês devem fazer è dire pace a questa casa. é dizer paz para essa casa. Noi siamo chiamati a portare la pace di Dio in questo mondo. Somos chamados a levar a paz de Deus para esse mundo. Tu che hai provato questa pace, Você que provou essa paz, tu che sai che l'amore di Dio ti può liberare da qualsiasi afflizione, você que sabe que o amor de Deus pode te libertar de cada aflição. oggi il tuo compito Hoje a tua tarefa è quello di portare questa pace di casa in casa. é de levar essa paz de casa em casa. È di portare questa pace dove c'è la depressione. É de levar essa paz onde tem depressão. È di portare questa pace dove ci sono vizi. Levar paz onde tem È di vícios. portare questa pace in mezzo alle case che sono distrutte. Levar paz nas casas que estão destruídas. È di portare questa pace dovunque tu vai. Você tem que levar essa paz aonde você for. Il principe di pace ti ha dato una grande responsabilità. O príncipe da paz te deu uma grande E responsabilidade. questo stesso principe Esse mesmo príncipe oggi ti invita hoje te a convida celebrare la sua nascita a celebrar o seu nascimento. e con la sua nascita E com o seu a nascimento, celebrare questo regno di pace. a celebrar esse reino de paz. Amen. Amém. Io ti invito ad alzarti in piedi. Eu te convido a se levantar. Io voglio fare una preghiera per te. Vou fazer uma oração por você. Se puoi mettere la tua mano sul tuo cuore, Se você pode colocar a tua mão no coração. tu che oggi ti senti afflitto da qualcosa. Você que hoje se sente aflito por algo. Io non conosco i problemi di tutti quanti voi, Eu não conheço os problemas de todos vocês, ma io ho la certezza che ognuno di noi vive afflizioni. mas tenho a certeza que todos nós vivemos aflições. Ognuno di noi vive qualche problema nella sua vita. Todos nós temos algum problema na sua vida. Forse tu hai qualche problema all'interno della tua casa, Talvez você tenha algum problema na tua casa, all'interno di relazionamenti. em algum relacionamento, Forse tu hai qualche problema con qualche tua amicizia, um problema com uma amizade con qualche tuo parente. ou algum parente. Forse tu oggi sai che ci sono vizi nella tua vita di cui tu non riesci a liberarti. Talvez você sabe hoje que você tem vícios que não consegue se livrar. Forse oggi la depressione sta affettando il tuo cuore. Talvez hoje a depressão está afetando o teu coração. Forse l'ansietà del domani. Talvez a ansiedade pelo amanhã. Prova a vedere dentro di te cos'è che oggi ti sta togliendo la pace. Tenta ver dentro de você o que hoje tira a tua paz. Ecco, ciò che il mondo ti può offrire oggi non ti potrà dare questa pace. O que o mundo te oferece hoje não pode te dar essa paz. Ma Gesù, Mas Jesus, il principe di pace, o príncipe da paz, può portare pace al tuo cuore. pode trazer paz ao teu coração. In mezzo alla tempesta, Em meio à tempestade, Lui può farti dormire tranquillo. Ele pode fazer você dormir tranquilo. Facciamo questa preghiera e tu prega per te stesso in questo momento. Vamos fazer essa oração e você ore por você mesmo. Non ascoltare le parole che io dico. Não escute as palavras que eu vou dizer. Prega per te stesso, Ore por você mesmo. perché questo Gesù Porque esse Jesus possa toccare il tuo cuore possa tocar o teu coração e farti dormire insieme a Lui su quella barca. e te fazer dormir junto com Ele naquele barco. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, davanti a te c'è la tua Chiesa. Una Chiesa, Signore, che ti adora, una Chiesa, Signore, che ti ama.
e che oggi, Signore, ha ricevuto un messaggio di pace per il suo cuore. Io ti chiedo, Signore, che dovunque c'è l'afflizione, dovunque in mezzo a noi, Signore, ci sono tormenti, ci sono tempeste, che, Signore, tu possa portare la tua pace. Vieni, Signore, a ricordarci che non è ciò che il mondo ci dà che può salvarci, ma quello che tu ci dai, la pace che tu ci dai, può farci dormire tranquilli. Signore, che ognuno di noi possa allontanare da sé, Signore, ogni cosa che oggi lo stia portando lontano da te, Signore, lontano da quella pace, di questo regno che viene da te, di cui tu sei principe e re. E, Signore, che ognuno di noi possa venire a lanciare su di te le proprie afflizioni, le proprie angustie, Signore, le proprie tribolazioni, qualunque cosa sia ciò che sta vivendo nella sua vita, che possa venire a lanciarlo su di te e che tu possa portare questa pace ai nostri cuori, che questo tuo regno di pace venga ad abitare tra di noi, in mezzo a noi e in noi. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen.
Santo, 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 santo è il Signor, Dio potente, degno della gloria, degno dell'onore, degno di ricevere lode. Santo, 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 santo è il Signor, Dio potente, degno della gloria, degno dell'onore, degno di esalta il suo nome, loda, innalzalo, loda, esalta il suo nome. Santo, 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 santo è il Signor, Dio potente, degno della gloria, degno dell'onore, degno di ricevere lode. Santo, 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 santo è il Signor, Dio potente, degno della gloria, degno dell'onore, degno di ricevere esalta il suo nome, loda, innalzalo, loda, esalta il suo nome, loda, innalzalo, esalta il suo nome, loda, innalzalo, esalta il suo nome. Stiamo quasi per finire il nostro culto. Prima di finire faremo il momento delle offerte. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, affinché il nostro coro canterà un'altra lode, la potrai portare. Voglio anche dare un unico avviso questa sera,
che è l'avviso per il nostro 31 dicembre, per il Capodanno che faremo qua in chiesa. C'è qualcuno che ha già dato la conferma, ci sono persone che ancora non l'hanno data. Tu che hai in cuore di venire a partecipare al culto di Capodanno qua, noi non faremo il culto sabato 30, lo faremo il 31, ci troveremo qua alle 7:30, 8, faremo una cena tutti quanti insieme, dopodiché alle 10 comincerà il culto fino a mezzanotte dove ci faremo gli auguri. Vi chiedo, voi che volete partecipare, che ancora non avete dato la conferma dei vostri nomi, di cercare la sorella Tainara alla fine del culto o in questi giorni, o sua mamma Natalia, qualcuno di loro due, per confermare il vostro nome per il nostro culto di Capodanno, un nuovo inizio. Ok, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte, e poi continuiamo a lodare al Signore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo consacrare a te le nostre decime, le nostre offerte. Ti chiedo, Signore, di benedire, Signore, tutto ciò che oggi noi portiamo a te come adorazione, ma soprattutto ti chiedo di benedire questa Chiesa, ogni famiglia, ogni casa qua rappresentata, che possa essere sicura sotto la tua mano, in pace sotto il tuo nome, nel nome di Gesù. Prima di finire, ditemi che c'è qualcuno che ha compiuto gli anni questa settimana per ricevere gli auguri da tutto il coro della Chiesa. Nessuno ha compiuto gli anni, non ci vedo. Nessuno ha compiuto gli anni questa settimana? La Sandra sta! Qualcun altro che ha compiuto gli anni quest'ultima settimana? Da sabato scorso a sabato oggi? A Geula? Nessuno? Mamma mia. Sotteri ha compiuto gli anni, no?
Allora facciamo gli auguri alla Sandra, vabbè, solo la Sandra riceverà questa cosa, questo augurio speciale. Amen. Preghiamo per la missionaria Sandra, per questo nuovo anno di vita che Dio le ha dato. Padre, nel nome di Gesù vogliamo mettere davanti a te la missionaria Sandra per un altro anno di vita, Signore, che tu le hai concesso. Ti chiediamo che possa essere un anno pieno della tua presenza, della tua gioia, delle tue allegrie, delle realizzazioni che vengono da te e della tua pace. Signore, nel nome di Gesù benedici Sandra e questo nuovo anno che è davanti a lei. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Amen. Allora che Dio benedica tutti quanti noi, tutte le nostre case in questa settimana speciale che sta per arrivare, che possa essere un Natale benedetto in tutte le nostre famiglie, che il suo amore, che la sua unione, che la sua pace, che la sua gioia possano essere versate su ogni casa qua rappresentata e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Buon Natale a tutti voi.